Eder. Mech. Pallister. Il 28 febbraio è la data fissata per la consegna della superperizia sul corpo di Liliana Resinovic. La donna di 63 anni, scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata cadavere il 5 gennaio 2022 nel bosco dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Un caso che, a distanza di oltre 3 anni, continua a essere avvolto nel mistero. L'analisi forense, inizialmente prevista per il 15 febbraio, è stata richiesta per far luce su almeno 25 aspetti ancora poco chiari, tra cui la precisa data del decesso e la natura dei segni rinvenuti sul volto della vittima. Tuttavia, la domanda principale resta sempre la stessa: si è trattato di un omicidio o di un suicidio? A oggi, la possibilità che Liliana sia stata assassinata rimane un'ipotesi investigativa non confermata, e nessuna persona è stata formalmente indagata per la sua morte. Tra i principali protagonisti della vicenda ci sono il marito della donna, Sebastiano Visintin, e Claudio Sterpin, un amico di vecchia data con cui Liliana aveva riallacciato i rapporti poco prima della scomparsa. Nonostante i sospetti e le speculazioni, entrambi non sono mai stati incriminati. A complicare ulteriormente il quadro ci sono le osservazioni emerse da una controperizia condotta dal biologo forense e criminalista Salvatore Spitaleri, su incarico dei legali di Sterpin. Gli avvocati Alessia Pontenani e Gianluigi Comunello. Secondo Spitaleri, l'ipotesi del suicidio è da escludere categoricamente, per lui Liliana Resinovic è stata uccisa senza ombra di dubbio. Uno degli elementi più inquietanti riguarda le circostanze in cui è stato ritrovato il corpo della 63enne. Liliana era avvolta in 4 sacchi della spazzatura, 2 di colore nero per la raccolta indifferenziata e altri 2 più piccoli, biodegradabili, per la raccolta dell'umido. Secondo Spitaleri, la presenza di questi sacchi esclude qualsiasi possibilità di suicidio. Nessuna impronta papillare di Liliana è stata trovata sui sacchi neri, né all'interno né all'esterno. Se la donna si fosse avvolta da sola, sarebbe stato inevitabile lasciare tracce. L'impossibilità di infilarsi da sola 2 sacchetti biodegradabili sul volto. Una persona che si soffoca volontariamente in questo modo non avrebbe potuto sigillare i sacchi attorno alla testa senza lasciare segni di lotta o movimenti involontari. Le condizioni del corpo. Il volto di Liliana non presentava i segni di putrefazione immediata che sarebbero dovuti comparire se fosse morta con i sacchetti in testa da sola. Questo suggerisce che il corpo sia stato conservato in un luogo fresco prima di essere abbandonato. L'uso di guanti da parte dell'assassino. Sulle buste nere sono state rinvenute tracce di un guanto in tessuto, ulteriore prova che qualcuno abbia maneggiato il cadavere cercando di non lasciare impronte. Spitaleri ritiene che il corpo sia stato trasportato già privo di vita fino al luogo del ritrovamento, e che i sacchi siano stati usati non per uccidere Liliana, ma per contenere i fluidi corporei ed evitare di sporcare il mezzo di trasporto. Un altro dettaglio fondamentale è la presenza di un guanto nero trovato a pochi metri di distanza dal corpo. Questo elemento, sequestrato e analizzato dalla Polizia Scientifica di Milano, non ha rivelato alcun profilo genetico utile. Ma secondo Spitaleri il metodo di analisi non è stato sufficientemente approfondito per dimostrare l'inadeguatezza dei test effettuati. Il biologo forense cita il caso di Valentina Salamone, uccisa nel 2010, per il quale furono necessarie oltre 260 campionature per individuare il DNA dell'assassino. Nel caso di Liliana, invece, si è proceduto con soli 3 campioni, un numero troppo esiguo per poter escludere la presenza di tracce biologiche sul guanto. A rendere ancora più inquietante la scena è la testimonianza di una donna che, la mattina del 5 gennaio alle 6:00, ha visto un uomo vestito di nero con la barba bianca aggirarsi nei pressi del varco che conduce al boschetto dove sarebbe stato trovato il corpo di Liliana. L'uomo sembrava cercare qualcosa con una torcia. Questa testimonianza è di grande rilevanza perché il guanto nero è stato ritrovato proprio lungo il percorso tra il varco e il punto del ritrovamento del cadavere. L'uomo descritto corrisponde alla figura di qualcuno che potrebbe aver avuto un ruolo nella vicenda. L'orario dell'avvistamento precede di circa 10 ore la scoperta ufficiale del cadavere. Secondo Spitaleri,
Questo individuo potrebbe aver smarrito il guanto durante la fase di trasporto o posizionamento del corpo e, rendendosi conto del rischio, essere tornato sulla scena del crimine per recuperarlo. Tuttavia, l'avvicinarsi dell'alba potrebbe averlo spaventato, costringendolo ad allontanarsi prima di riuscire nel suo intento. Un altro aspetto su cui gli esperti insistono riguarda il tempo intercorso tra la scomparsa e il ritrovamento del corpo. Se Liliana fosse morta il 14 dicembre, giorno della sua scomparsa, e il cadavere fosse rimasto esposto alle intemperie fino al 5 gennaio, le condizioni di decomposizione sarebbero state ben diverse. Invece, secondo ospedalieri e altri esperti, il corpo potrebbe essere stato conservato in un ambiente fresco per giorni o addirittura settimane prima di essere abbandonato nel boschetto. Questa ipotesi sarebbe coerente con l'assenza di deterioramento accelerato del viso e con altri indizi forensi. L'attesa per i risultati della superperizia del 28 febbraio è alta se le nuove analisi dovessero confermare quanto ipotizzato dalla controperizia di Spitaleri. L'intero caso potrebbe prendere una direzione completamente diversa. L'ipotesi del suicidio appare sempre meno credibile, mentre si rafforza quella dell'omicidio, con un possibile occultamento del cadavere per giorni prima del ritrovamento. Tuttavia, rimangono molte domande aperte. Chi ha trasportato e nascosto il corpo di Liliana? Quale potrebbe essere il movente? Chi era l'uomo con la torcia visto la mattina del 5 gennaio? Il guanto nero contiene davvero tracce fondamentali che non sono state ancora individuate? Mentre gli inquirenti attendono gli esiti della superperizia, l'attenzione dell'opinione pubblica rimane alta, con la speranza che finalmente si possa fare chiarezza su un mistero che dura ormai da oltre 3 anni. La Corte d'Assise d'Appello di Brescia ha recentemente pubblicato una dettagliata sentenza di 72 pagine che conferma la condanna all'ergastolo per Paola e Silvia Zani, figlie di Laura Ziliani, e Mirto Milani, fidanzato di Silvia. Questo documento offre un'analisi approfondita delle motivazioni che hanno portato alla decisione del Tribunale rispetto all'omicidio di Laura Ziliani, avvenuto l'8 maggio 2021. Il corpo della vittima è stato scoperto 3 mesi più tardi, l'8 agosto, nei pressi di Temu, alimentando sconcerto e dolore nella comunità locale. La Corte ha sottolineato con fermezza che non c'è mai stato un effettivo sbilanciamento nei ruoli di ciascuno dei 3 imputati. Questa osservazione è significativa, poiché contrasta le argomentazioni difensive che cercavano di ridimensionare le responsabilità individuali. Secondo la Corte, gli imputati hanno agito con un livello di complicità e reciproca influenza che rende impossibile attribuire un peso differente ai loro ruoli nel crimine. Questo aspetto è stato cruciale nel respingere le richieste della difesa di modulare diversamente il giudizio di responsabilità. La sentenza esplicita anche la premeditazione del delitto, evidenziando come il progetto omicida sia stato meticolosamente pianificato. Gli imputati hanno elaborato un piano dettagliato per uccidere Laura Ziliani, scegliendo e preparando le modalità operative del crimine, selezionando il luogo del delitto e individuando il momento opportuno per agire. Non solo, ma hanno anche predisposto tutto il necessario per occultare il corpo, dimostrando un'intenzione chiara e determinata di portare a termine il loro piano. A tal fine, si sono muniti di abiti e strumenti specifici e hanno preparato un veicolo adatto al trasporto del cadavere, mettendo in atto una strategia completa che non lasciava nulla al caso. Nel merito delle dichiarazioni degli imputati, la Corte ha rigettato le argomentazioni difensive che cercavano di minimizzare o deviare dall'essenza delle confessioni raccolte. Gli imputati non hanno mai negato l'esistenza di un filo conduttore nei loro pensieri e azioni, che per mesi si è concentrato sull'intento di togliere la vita a Laura Ziliani. Questo aspetto è stato fondamentale per il Tribunale nell'affermare che, indipendentemente dal movente specifico, l'idea di commettere l'omicidio era presente e ben radicata nelle loro menti, confermando le condanne all'ergastolo per Paola e Silvia Zani e Mirto Milani. La Corte ha riaffermato l'assenza di disparità di ruoli tra gli imputati, sostenendo che la loro collaborazione criminosa era totale e innegabile. La decisione di respingere le richieste di riconsiderare le responsabilità individuali si basa su un'analisi dettagliata delle prove e delle dichiarazioni,
consolidando la visione che tutti e tre gli imputati hanno partecipato attivamente e con cognizione di causa all'omicidio. Attualmente, le difese dei tre condannati stanno considerando l'opzione di presentare ricorso al terzo grado di giudizio, il che potrebbe ulteriormente prolungare il procedimento giudiziario. Questa possibilità implica una nuova valutazione del caso da parte della Corte di Cassazione, l'ultimo grado di giudizio disponibile, che potrebbe confermare, modificare o annullare le sentenze emesse finora, aprendo così un nuovo capitolo in questa complessa vicenda giudiziaria. Un tragico epilogo ha segnato il caso della scomparsa di Roberto Bolzoni, 60 anni, originario di Lodi, il cui corpo senza vita è stato ritrovato attorno alle ore 13 di lunedì all'interno della sua automobile, una Volkswagen Golf bianca, in piazza Omegna. La notizia ha sconvolto la comunità locale, che da domenica sera, quando Bolzoni era scomparso dalla sua abitazione in via Raffaello, viveva con apprensione l'evolversi della vicenda. Nel primo pomeriggio, intorno alle ore 14, le forze dell'ordine, insieme ai vigili del fuoco, hanno transennato l'area del ritrovamento per consentire i rilievi della polizia scientifica. Sul posto erano presenti i carabinieri e il procuratore di Lodi, Laura Pedio, per avviare le indagini volte a chiarire le circostanze della morte. Le indagini hanno rivelato che il corpo di Bolzoni presentava numerose coltellate al viso e al collo, e giaceva riverso tra il posto di guida e il sedile del passeggero, nonostante l'auto fosse chiusa a chiave e non presentasse segni di proiettili. La procura di Lodi non esclude del tutto l'ipotesi di un gesto di autolesionismo, in attesa dei risultati dell'autopsia disposta per chiarire le cause esatte del decesso. Tuttavia, ogni ora che passa, si fa sempre più strada la pista dell'omicidio, dato il numero di indizi che puntano in questa direzione. Intorno alle ore 15, sono state riscontrate alcune macchie di sangue sulle portiere della Golf bianca, che sono ora oggetto di esame da parte della polizia scientifica. La presenza del sangue e l'assenza dell'auto nel parcheggio per tutta la giornata di ieri, come riportato alle ore 16, sono elementi che i carabinieri e la procura stanno attentamente valutando per comprendere se si tratti di un omicidio o di altro. Le pagine del Cittadino di mercoledì 19 febbraio, curate da Carlo Catena e Rossella Mongiello, offriranno una cronaca dettagliata e approfondimenti su questo inquietante caso che ha lasciato la città di Lodi in uno stato di sciocca incredulità. Le indagini continuano, mentre la comunità attende risposte che possano gettare luce su questo oscuro enigma. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.